Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble comme pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, ben trovati a quest'altra puntata di Auto da Fè, la versione della mezz'ora, e grazie in regia a Francesco che oggi dovrà fare più il circense che il regista per consentirci di mandare in onda alcuni piccoli contributi che abbiamo deciso di mandare prima della conversazione con chi? Con Alessandro Cappello, coordinatore editoriale di ilsussidiario.net. Un graditissimo ritorno dopo tanti mesi. Grazie Alessandro per essere di nuovo con noi. Ciao Giulio, grazie del tuo invito e grazie della tua considerazione per il sussidiario. Beh, il Sussidiario è una testata online che non ha bisogno di presentazioni, ma ve la consiglio lo stesso perché trovate tanti punti di vista sempre molto stimolanti, sia sulla politica interna che sul quadro internazionale che sull'economia e la finanza. Quindi imprescindibile, direi, come punto di riferimento per avere anche molto spesso tagli, inquadramenti delle questioni non decisamente usuali, no Alessandro? Perché un po' il vostro compito è quello lì, di far riflettere, di far pensare in maniera un po' alternativa rispetto alle questioni fondamentali e rispetto a come vengono presentate solitamente, con una ricchezza e con una libertà di orientamento davvero pregevoli. Questo lo dico da lettore, te lo dico in privato, te lo dico in pubblico, non cambia nulla. E sono molto contento che ci si possa risentire e rivedere in radio. Quest'oggi, Alessandro, abbiamo deciso di parlare, tra l'altro chi ci segue può andare sulla pagina Facebook della radio perché c'è una bellissima, secondo me, definizione di processo che ho tirato fuori da un meraviglioso libro, Il dizionario del diavolo, ne ho già parlato, di Ambrose Bierce, che era un giornalista e uno scrittore di fine Ottocento negli Stati Uniti, estremamente libero e moderno. Gustatevi la definizione di processo perché sennò la facciamo lunga. Vi dico solo che la prima definizione di processo è macchina nella quale entrate sotto forma di maiale, uscendone sotto forma di salame. Sarà un po' drastico, sarà sarcastico, ma la seconda è ancora più bella, per cui scopritela sulla pagina Facebook. Allora, dobbiamo massimizzare il nostro tempo, Alessandro, ma io ti proporrei, se sei d'accordo, e se non lo sei purtroppo ho già deciso io, comunque ti proporrei di ascoltare 3 piccoli contributi che la dicono lunga su come si sta conducendo il dibattito intorno a che cosa? Intorno alla riforma non tanto della giustizia nel suo complesso, ma intorno alla riforma che verte sulla separazione delle carriere con ciò che ne consegue e l'istituzione di un doppio CSM con membri estratti a sorte e di un'alta corte disciplinare che valuti i profili appunto relativi al comportamento e alla disciplina dei magistrati. Sono 2 cose, sorteggio e corte disciplinare, che hanno mandato in bestia larghissima parte della magistratura organizzata nelle famose correnti, no? Però Alessandro, io ti vorrei far sentire 3 contributi, il primo dei quali è il celeberrimo contributo di Gratteri su Chi vota sì, quello credo che lo conoscano tutti. Poi me ne è capitato un altro di un illustre pensatore che tu probabilmente poi riconoscerai, a proposito sempre del referendum e del sorteggio. E infine un piccolo frame di una conversazione molto molto al calor bianco che è andata in onda sulla 7, proprio ieri mi sembra, tra 2 magistrati di quella che è stata la procura più importante d'Italia per tanti anni, specie da Mani Pulite in avanti, cioè la procura di Milano. Sto parlando di Armando Spataro e di Antonio Di Pietro, che sono su fronti completamente opposti. Spataro è per il no alla riforma costituzionale, Di Pietro è per il sì, come tutti sanno. Ma sono arrivati a darsi così sulla voce e a darsi anche degli epiteti molto forti. Bene, prego allora Francesco, con abilità circense, di mandare nell'ordine questi 3 contributi. Grazie Francesco. È certo che per il no voteranno le persone per bene, per il no voteranno le persone che credono che la legalità sia un pilastro importante per il cambiamento della Calabria. E voteranno per il sì, ovviamente quelli che hanno avuto guai con la giustizia, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile se con una giustizia efficiente. E questo è il primo.
e il contributo appunto di Gratteri, celeberrimo, no? Poi ti lascio tutto lo spazio per i commenti, ma adesso se riusciamo mandiamo anche l'altro illustre maître à penser che si è pronunciato sulla questione in particolare del sorteggio. Vai Francesco. Con Aldo e Giacomo stiamo preparando un nuovo film e siamo nella fase in cui bisogna scegliere gli attori, no? Quest'anno abbiamo pensato, perché sceglierli? Ma estraiamoli a sorte tra i migliaia e migliaia, sono migliaia di attori e attrici che ci sono in Italia. Allora ho preparato un'urnetta e adesso li estrarremo. Vediamo chi capita. Luigi Garzotti. Chissà chi è Luigi Garzotti. Vediamo. Ennio Sirtino. Ci sarà. Ma vabbè, lavorerà con Aldo. Gianna Bacicalelli. Ma vi sembra sensato scegliere i propri collaboratori per una cosa, anche se non così importante, però come può essere un film, estraendoli a sorte? Ebbene, questa è la proposta del governo per la nuova riforma della giustizia, cioè estrarre a sorte i membri del Consiglio Superiore della Magistratura, che è un organo importante che garantisce l'autonomia e l'indipendenza della stessa magistratura. In più, questo consiglio si striplica, se può esistere questo nome, cioè questo consiglio diventa 3 e una parte di questi membri verranno scelti, seppur estratti a sorte, verranno indicati dal governo. Beh, io penso che sia veramente un azzardo anche molto pericoloso, per cui al referendum voterò no. Ecco, questo qui è veramente un azzardo, perché ha detto tante di quelle bestialità che non ci sono nella riforma, che uno con il suo rilievo pubblico, con tutto il rispetto per il signor Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, si dovrebbe vergognare, ma secondo Di Pietro si dovrebbe vergognare anche Spataro. Sentiamo proprio 40 secondi, poi ti lascio un commento subito, Alessandro. Sentiamo i 40 secondi di confronto, è stato lungo e interessante, ieri sulla 7, fra Antonio Di Pietro e Armando Spataro, due big della Procura di Milano che fu. Approvata questa controriforma, poi si passa alla maggioranza di turno che con legge ordinaria, quindi mozione di fiducia e questo e quest'altro, rifiuto di qualsiasi dialettica. E anche adesso ci sono le leggi. Ma no, è chiaro, però io volevo chiudere, non mi dispiace che deve partire da un presupposto da semplice di cittadini. Armando, non lo puoi fare, hai una storia personale da difendere, non puoi mentire per favore Di Pietro, però facciamo finire, ma non può sovrapporsi. Però non si può fare. Cioè un politico può sparare in aria, ma un magistrato non può sparare in aria. Ma lei però non può, né un magistrato né nessuno può sovrapporsi. Prego. Allora, Alessandro, poi si conclude questo confronto, durato svariati minuti, abbiamo preso solo un frame, con Armando Spataro che dice non bisogna inginocchiarsi davanti al potere. Con questa riforma chi vota sì si inginocchia davanti al potere e al governo. E Di Pietro incazzato nero che gli risponde ma tu accusi me se voto sì di inginocchiarmi davanti a chi, davanti a che cosa, e finisce lì. Allora siamo a questo livello che uno come Di Pietro dice caro Spataro tu stai dicendo bugie per terrorizzare il popolo per votare contro questa riforma e quindi votare no. Ti lascio il commento, poi se sei d'accordo entriamo nel merito di questa riforma, perché tanto Spataro quanto per motivi in maniera diversa, il noto maître à penser che abbiamo citato prima, l'attore importante, dicono delle cose che nella riforma non ci sono. Comunque, Alessandro, un bel dibattito, vero, è in corso in vista del referendum, di alto livello. Grazie Giulio, ma intanto credo che tu hai fatto benissimo a introdurre il tema in questo modo, perché la questione fondamentale per affrontare i temi del referendum è quello di evitare questa narrazione che, come dire, porta a dare un'idea di qualcosa che non esiste nella realtà, cioè una narrazione che accuratamente evita il merito dei problemi. Quindi forse non si hanno ragioni così valide per poter entrare nel merito e quindi si parla di altro.
ma io ti faccio anche un altro esempio. Di poco tempo fa Landini, a margine di un evento a Napoli, sul suo sostegno al no, diceva provocatoriamente: perché non sorteggiamo i parlamentari? Perché non sorteggiamo i sindaci? A proposito del sorteggio, no? E quindi, come dire, Landini dimostra un'ignoranza, confonde i piani istituzionali e con questo cerca di confondere l'elettorato. Perché? Perché Landini sa bene che le istituzioni rappresentative, i parlamentari, i sindaci, si fondano sul voto. Gli organi di autogoverno si fondano sulla garanzia di indipendenza e imparzialità. Sì. Cioè i parlamentari esercitano una funzione politica, i membri del CSM una funzione tecnica di governo interno alla magistratura. I primi rispondono ai propri elettori, i secondi rispondono alla Costituzione. Quindi confondere i piani vuol dire cercare di confondere chi poi dovrà andare a votare. E questo crea anche, come dire, una condizione del dibattito davvero assurdo, dove alla fine non si parla di quello che siamo chiamati a decidere, ma di qualcos'altro. Quindi si mette paura e questo impedisce a molti di comprendere di cosa stiamo parlando. Ecco Alessandro, la cosa tragica, la cosa veramente tragica, è che si è fatto, come dire, confusione fin dall'inizio su questa riforma, che in effetti, se tu metti le cose in fila, è una riforma che da una parte completa e è il necessario completamento di una riforma che fu fatta nell'89, quando fu introdotto il nuovo codice penale, il codice penale Vassalli, il sistema cioè cosiddetto accusatorio, dove il giudice deve essere terzo rispetto alle parti che hanno pari dignità e pari importanza nel processo. La prova si forma nel dibattimento e l'accusa e la difesa, cioè il pubblico ministero e l'avvocato difensore, teoricamente sono su un piano di parità. Tutti sappiamo che questa cosa non esiste in nessun tribunale d'Italia nella prassi, ma sarebbe un modello al quale aspirare. Primo passo, primo passetto, è quello di dividere le carriere dei magistrati che giudicano da quelle di coloro che fanno le inchieste, cioè i pubblici ministeri. Se vogliamo poi andare più indietro nel tempo, chi aveva stabilito che tutte le due funzioni si riunissero? Ma insomma qualcuno che non sta molto simpatico agli Spataro, agli Storti, a questa gente qui, cioè il Duce. Perché era ovvio che mettere insieme il pubblico ministero e il giudice significava controllare tutta la magistratura nel suo complesso. Quindi, se vogliamo, è una riforma molto democratica, oltre che perfettamente logica rispetto al nuovo codice di procedura penale, che nuovo non è più perché è dell'89, cioè noi è dall'89 che viviamo in un sistema ibrido nel quale, a maggior ragione, sguazzano quelli che cercano di forzare il proprio ruolo, no? Lo strapotere anche mediatico del pubblico ministero è derivato da lì, dal fatto che non si sono tirate subito le conseguenze del nuovo codice di procedura del nuovo codice penale di natura accusatoria. Cioè non abbiamo fatto subito questa distinzione e non abbiamo fatto subito la garanzia della parità fra accusa e difesa, con tutti i guasti che ne sono derivati. Dal mio modesto punto di vista, chiedo il tuo parere Alessandro, questo che stiamo facendo adesso, il referendum su cui voteremo il 22 e il 23, è un primo passo in quella direzione, ma soltanto un primo passo, perché poi dovremmo assicurare la parità tra accusa e difesa. Cioè quando a me mi imputano, mi incarcerano, mi arrestano, mi mettono sotto processo, io, dice la Costituzione, devo avere col mio avvocato la parità rispetto al pubblico ministero. Tu mi sai citare un caso in cui questo è accaduto? No, ma tu hai talmente ragione che effettivamente anche da sinistra, l'accusa alla Schlein è quella di lasciare alla destra qualcosa che è sempre stato nel DNA della sinistra, che è quello della separazione delle carriere, che vuol dire avere un processo giusto, avere una certezza del diritto,
avere una presunzione di innocenza e avere la tutela delle vittime, e per tutto questo, come dire, preservare l'indipendenza dei giudici, e quindi si è oggi nel paradosso che chi era contrario a questo, cioè la destra, è a favore, e chi invece ha sempre avuto un atteggiamento di garantismo oggi è dalla parte del no a questa riforma. Quindi è davvero, come dire... Tra l'altro, Alessandro, il noto Maître à penser, il comico attore, quello che è Storti, dice una fesseria enorme quando afferma che due ne dice anche tre se vogliamo, ma le due principali, quando dice che questi qui sono estratti a sorte, per cui può capitare che entra un cretino qualunque, a parte il fatto che non credo abbia molto rispetto dei suoi colleghi attori meno famosi di lui, perché quelli meno famosi di lui magari possono essere più bravi di lui, e se estraiamo a sorte magari ne viene fuori uno più bravo di quelli del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, punto primo. Sono anche convinto che la maggior parte dei film italiani, se fossero interpretati da attori estratti a sorte, sarebbero migliori, ma questa è una mia convinzione. Comunque, non è vero che tu estrai dei cretini a sorte, estrai persone da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno 15 anni di esercizio. Il Parlamento in seduta comune compila questo elenco e poi verranno estratti a sorte per un terzo. Per 2/3 li estrai di nuovo tra i magistrati, giudicanti e requirenti secondo le procedure previste dalla legge. Quindi quelli che comporranno i consigli superiori della magistratura, che diventano 2, per i giudici e per i pubblici ministeri, non sono attori cretini, come dice il noto Maître à penser che abbiamo sentito prima, ma sono persone super qualificate, e soprattutto non le sceglie il governo, perché per un terzo i 15 componenti del CSM dei magistrati giudicanti e del CSM dei magistrati inquirenti o requirenti sono scelti appunto tra professori, avvocati, eccetera, con le garanzie che prevede attualmente la Costituzione. Quindi l'elenco lo compila il Parlamento in seduta comune, cioè tutti, maggioranza e opposizione, e poi si pesca a sorteggio, non tra cretini, ma tra persone estremamente qualificate e che rimangono una minoranza, perché i 2/3 dei due consigli superiori della magistratura, requirente e giudicante, sono comunque magistrati. No? Sono stato chiaro? Quindi Certo, vedi ma che poi livello di bugie vengono propalate. Poi se sono, come hai detto giustamente tu, sono in grado di giudicare della nostra libertà, dei nostri diritti, dei nostri beni, saranno in grado poi di gestire la carriera dei magistrati, perché di questo si devono occupare. Non si devono occupare di politica, è un autogoverno della magistratura, quindi si devono occupare dei trasferimenti, delle sanzioni disciplinari, della valutazione di professionalità, di questo si devono occupare. E poi, ecco, altra cosa è come è che si giunge, perché anche questa è una domanda interessante, com'è che si giunge a, come dire, ad avere come modalità il sorteggio, a scegliere, perché si arriva a scegliere il sorteggio? Si arriva a scegliere il sorteggio per spezzare un meccanismo correntizio che ha prodotto delle degenerazioni, legasi il libro di Palamara, degenerazioni insopportabili per una democrazia. E quindi il sorteggio arriva per quel motivo. Ma guarda, io ti dirò di più, Alessandro. Tra l'altro, Giulio, sì. Io vorrei ricordarti una cosa, che qualche anno fa è stato fatto una consultazione tra i magistrati, non ieri, qualche tempo fa, tra i magistrati, e la maggioranza disse di no al sorteggio, certamente, ma il 43% dei magistrati disse che sarebbe stato un buon metodo di scelta dei componenti del CSM. E qui dobbiamo citare lo stesso Gratteri, che tanti anni fa diceva la stessa cosa, salvo poi aver minacciato di denunciare oggi chi avesse rimandato il filmato di tanti anni fa in cui lui diceva viva il sorteggio. Siamo a livelli siderali qui, Alessandro, ma certo. c'è un'altra cosa che vorrei... Giulio, prego. C'è un problema, Giulio, cioè che
molti pensano, ed è un equivoco da chiarire, che il CSM sia un organo rappresentativo e per questo non si può che eleggere i membri del CSM, ma non rappresentano i magistrati, ma devono amministrare la carriera dei magistrati. Sì. È un organo non di rappresentanza, per cui è necessaria l'elezione, ma un organo di autogoverno. Ripeto, Attenzione, perché i due CSM, no, quelli che nasceranno, i due CSM per giudici e pubblici ministeri, continuano a mantenere tutte le competenze su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità, conferimenti di funzioni, cioè ti metto a capo della procura XY o Z nei riguardi dei magistrati. Quello che viene loro tolto è solo la giurisdizione disciplinare, cioè gli illeciti compiuti dai magistrati che vanno deferiti a un'alta corte. E questo è un altro aspetto, la nuova istituzione, l'alta corte disciplinare, che ha fatto imbestialire tanti, no Alessandro? Perché gli togli il potere di ricatto. Mettiamola in soldoni, perché io mi ricordo, tu hai citato giustamente le correnti in tema di CSM, ma le correnti dominano anche nei ministeri. Perché noi mandammo in onda tanti anni fa su questa radio delle intercettazioni formidabili tra magistrati, nelle quali questi dicevano: siccome tu hai avuto, perché molti non lo sanno, ma in tutti i ministeri, non sto parlando di CSM, siamo fuori, siamo nell'ambito del governo, nei ministeri ci sono una quantità di magistrati distaccati che vengono nominati, a seconda che il governo sia di un certo colore o di un altro, secondo le appartenenze delle famose correnti. Ecco, io istituirei, e questa riforma non lo può fare, non lo fa perché non è nella Costituzione, il sorteggio anche per i magistrati che devono andare a lavorare nei ministeri, perché noi abbiamo mandato in onda, ti dicevo, intercettazioni qui a questa radio di alti magistrati che dicevano: siccome Tizio della corrente X è stato messo al Ministero di Giustizia con Oliviero Di Liberto, alla nostra corrente spetta la nomina in quell'altro ministero degli affari esteri per il nostro amico di corrente. E così erano spartiti tutti questi incarichi con un bilancino mostruoso, che è fonte anche di potere e di ricatto. A me pare che questa riforma qui sia il minimo indispensabile per andare in quella direzione, no Alessandro? Ma assolutamente, anche perché, guarda, io non dimentico, avendo l'età, non dimentico quando ci fu al CSM da decidere chi sarebbe andato a succedere a Caponnetto come carica di consigliere istruttore a Palermo. Bene, ricordare che fu preferito Antonino Meli a Falcone. Già. A Falcone. Meli è morto a 94 anni. Falcone è stato a tenere col tritolo. E questa è stata una decisione importante del CSM. Capite che in questo caso, in modo oggettivo, non è stato preferito chi meritava di più da un punto di vista della professionalità o di quello che si era, come dire, di quello che si era distinto per la lotta alla mafia. Sono prevalsi altri criteri. E allora questo atto dice di una degenerazione che non è assolutamente, come dire, sopportabile. Falcone, tra l'altro, CSM, come dire, fu accantonato a favore di Antonino Meli, che per quanto riguarda la lotta alla mafia non aveva fatto assolutamente niente. E quindi noi dobbiamo essere in condizione di porre una riforma che metta il merito davanti alle scelte di chi deve fare cosa. Ineccepibile. Questo con le correnti e con la degenerazione delle correnti non sempre è avvenuto. Diciamo che comunque tu elimini una buona, almeno per quanto riguarda solo i due consigli superiori della magistratura, quel potere di veto, di ricatto e di spartizione scientifica col bilancino delle cariche che ho descritto prima. Lo fai per i due CSM, non per tutto. Per me andrebbe fatto per tutto. Comunque, volevo ricordare, Alessandro, che tra gli elementi di garanzia e di continuità rimane il fatto che il Presidente della Repubblica, anche con questa riforma sulla quale voteremo il 22-23 marzo, il Presidente della Repubblica continuerà a presiedere sia il Consiglio Superiore della Magistratura Giudicante che quello della Magistratura Requirente, cioè quello dei giudici e quello dei pubblici ministeri. Rimane lui.
Abbiamo detto prima che i 2 consigli superiori della magistratura sono composti, sì, sono di persone estratte a sorte, ma altamente qualificate secondo i criteri che ho detto prima, ma il solo fatto di distinguere le funzioni è una logica conseguenza della riforma dell'89. Siamo in un sistema, ripeto, accusatorio, e quindi i giudici devono stare da una parte. È come Di Pietro è stato efficace, no? Tu ti fideresti, se fossi un giocatore di tennis, del fatto che il giudice seduto sulla sedia più alta abbia la stessa maglietta del tuo avversario? No, non ti fideresti, evidentemente, anche se quello lì può essere la persona più ineccepibile, ma devono essere, e quello però è demandato alla sua coscienza individuale. Qua dobbiamo invece demandarlo a delle norme ben precise. È una cosa logica. Se noi abbiamo detto che il giudice è terzo e le 2 parti sono in parità, accusa e difesa, dobbiamo essere conseguenti. L'altra cosa che ha fatto molto imbestialire coloro che invece amano le correnti, il potere, il ricatto, quello sì, parlo come Gratteri, Alessandro. L'altra cosa che ha fatto imbestialire costoro che detengono un reale potere di nomina e di ricatto è il fatto che è stata sottratta la competenza disciplinare al CSM e viene istituita una nuova corte, un'alta corte disciplinare, che sarà composta da 15 giudici. 3 li nomina il Presidente della Repubblica. 3 sono estratti a sorte da un elenco di soggetti con requisiti dei quali abbiamo già detto prima, elevatissimi, sempre che il Parlamento in seduta comune compilerà un elenco e poi verranno estratti 3 a sorte, e poi ci sono 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti, anche loro estratti a sorte, che faranno parte dell'alta corte disciplinare. Anche questo a me sembra ineccepibile, perché poi questi giudici dureranno in carica solo 4 anni e non potranno essere rinnovati. A me sembra che tutto questo sia assolutamente logico e di garanzia minima per il cittadino, no Alessandro? Ma assolutamente, anche perché, guarda, ritornando a quello che tu hai fatto ascoltare prima. Perché se no si continua a dire che i magistrati non pagano mai. Così almeno abbiamo un organo disciplinare più efficace, perché teoricamente più sano. Certamente, anche perché altrimenti qualsiasi procuratore capo di Napoli o qualsiasi magistrato può fare qualsiasi dichiarazione, anche dichiarazioni scioccanti come quella di Gratteri che tu hai fatto ascoltare, ed essere impunito, cioè non esserci, uno può dire quello che vuole e non c'è nessuno che come dire fa rendere conto di quello che uno ha detto rispetto alla propria responsabilità. Ecco, tra l'altro, Alessandro, la riforma prevede anche che sia una legge fatta cioè da tutto il Parlamento a determinare gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, per cui l'Alta Corte li deve solo applicare. Tra l'altro, chiudo con un'altra notazione, no? Perché abbiamo sentito prima un magistrato di lunga esperienza come Armando Spataro dire un'altra cosa, scandalizzato dal fatto che l'ultimo articolo della riforma, disposizioni transitorie, cosa dice? Dice sostanzialmente che le leggi sui consigli superiori della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla disciplina verranno adeguate alle modifiche costituzionali entro 1 anno dalla data di entrata in vigore. Questa qui è una cosa che giustamente Di Pietro gli ha detto, ma guarda che questo attiene ai poteri del Parlamento. Il Parlamento può già oggi fare leggi sul CSM, sull'ordinamento giudiziario, sulla giurisdizione disciplinare. Le farà a maggior ragione dopo una riforma costituzionale. È del tutto normale, non è un golpe, no? Siamo arrivati a questo punto che un magistrato di lunga esperienza, è per quello che Di Pietro gli dice tu stai dicendo bugie, tu stai mentendo. A me c'è una cosa che mi fa incazzare, caro Alessandro, è che mi prendono per cretino con scritto Giocondor in fronte o con l'anello al naso e mi fanno credere che io debba credere a delle bugie. Questo mi fa incazzare, scusa il verbo. No, ma io penso che l'intervista che abbiamo fatto noi del sussidiario a Di Pietro da questo punto di vista è fantastica come intervista. Suggerisco ai radioascoltatori di andare sul sussidiario a leggere l'intervista. Abbiamo anche fatto un'intervista video su Sussidiario TV a Di Pietro, dove lui afferma, lui che è stato, come dire, il magistrato che si è scontrato contro il potere politico, dice oggi sarebbe possibile fare anche con questa riforma mani pulite. Quindi non c'è nessuna deriva autoritaria, nessun arretramento nella lotta alla criminalità organizzata. Cioè, e lui lo dice, come dire, ribadendo
quello che c'è scritto nella legge e non altro. Quindi se lo dice Antonio Di Pietro, che è l'ex PM, uomo simbolo di Mani Pulite, credo che gli vada dato credito. E se tra l'altro, nemmeno lontanamente qui il pubblico ministero viene messo sotto il governo. Un altro cavallo di battaglia, Giulio, no? Mettono il PM Giulio, sotto il governo. Prego, Alessandro. In questa intervista, scusami, intervista, l'altra cosa interessante, io ho fatto il ministro nel governo Prodi, e lui dice nel programma dell'Ulivo, c'era la separazione delle carriere. Oggi la sinistra, per difendere una parte dei magistrati, va contro la sua storia. Questo è di una gravità impressionante. E allora, lo testimoniano i tanti che da sinistra criticano questa posizione del no, da Cesare Salvia, Morando, Ceccanti, Petruccioli, Tonini, La Torre, Augusto Barbera, personaggi di livello come dire, alto nella storia della sinistra. Questa è davvero una cosa stupefacente da parte di chi oggi conduce il più grande partito della sinistra in Italia, il PD. Allora, andatevi a recuperare. Io credo che si debba davvero avere un atteggiamento di leale confronto su questo tema, perché chi vada a votare vada consapevole e il più possibile abbia approfondito il tema di cui si parla, nel merito, e non governo, opposizione, nel merito, perché la Costituzione non è della maggioranza o dell'opposizione, la Costituzione è di tutti. I governi passano 5 anni, c'è il centrodestra e poi magari il centrosinistra, ma la Costituzione rimane, quindi è un patrimonio di tutti, e quindi quando si va a votare da questo punto di vista bisogna guardare il merito e il bene maggiore per il paese, non il bene per la propria parte politica. Grazie ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del sussidiario.net. Se cercate Di Pietro, il sussidiario.net, trovate anche le 2 ottime interviste che ha citato Alessandro poco fa. Grazie ancora Alessandro, ci sentiamo presto. Grazie a te.